sistemiamo. Per adesso c'è un po' un problema economico. Le nozze? Sì, ci sposiamo subito. Sussurra. Proviamo a cercare di avere un figlio. Avanti. Vediamo cosa dice. Vediamo cosa dice. Ah, ha detto sì. Grande, andiamo. Andiamo. Perfetto. Così ragazzi ci sistemiamo anche per il prossimo erede. Questo è un po' un personaggio di prova, Edward. Poi vediamo il prossimo come sarà. Eccoci qui. Vediamo se facciamo facciamo centro. Si dovrebbe sentire la musica tipo quella lì. Tan, taran, tan, 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 quella lì del figlio. Quanto dura, maledizione? Ah, ok. Mi sa che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, visto che ci siamo ormai, vediamo di professare amore eterno e soprattutto di proporre le nostre nozze in ciabatte e in una casa semidistrutta che sembra un ricovero antico. Eccolo qui. Sta proponendo le nozze. Attenzione, proposta di matrimonio. Tira fuori dal costume un anello finto, perché non abbiamo neanche i soldi per comprarci da mangiare. Però anello finto era trovato nella spazzatura. Però eccoci qua, pronti a proporre le nostre grandi nozze. Senza un soldo, soldi bucati, perché questi $188 sono appunto l'ultima cosa che abbiamo. E siamo ormai fidanzati. Fuggi immediatamente con Stefania. Aspetta. Spota qui e ora. Sì, infatti. Sposiamoci qui adesso, subito. Attenzione. Proviamoci ragazzi, forse è il momento giusto. Non stiamo correndo troppo, è il momento giusto. Fidanzamento ufficiale. Nozze ragazzi in ciabatte, magliettina e soprattutto pantaloncino. Lei ovviamente vestita da Dio. Purtroppo noi siamo dei poveracci, degli accattoni. Grandi, se fosse così facile sposarsi, mamma mia. Ah, stanno in pratica proponendo le loro frasi, diciamo, religiose. Ah, ecco, ovviamente il cuore in fiamme. È un nuovo personaggio, eccolo qui. Ah, le promesse si stanno scambiando, perfetto. Ora entra Norbit da quella porta e dice: obiezione! Immaginate. Grande fuochi d'artificio. Convivenza, clicco qui per visualizzare separazione o unione di unità familiari. Lei è ovviamente Camilla ha addirittura un bambino. Però vabbè, possiamo trasferirla. Eccola qui ad Oasis Spring. Perfetto, l'unità deve contenere almeno un adulto. C'è l'adulto però. Come non c'è? Che succede ragazzi? Così? No. Uno e c'è l'adulto così. Perché no? È così che succede. Perché così sì? Ah, perché lasceremo il bambino solo. E Camilla non è adulta. Ah, ho capito. Lei è adulta. Quindi come possiamo fare? Ah, ho capito. Noi non possiamo andare. Ragazzi, che sfiga. Vabbè, se dobbiamo prendere lei, dobbiamo prendere anche tutto l'insieme. Non lo sapevo che aveva questa famiglia, diciamo un po' così. Va bene. Che cosa facciamo? Lasciamo le nostre piante oppure no? Se tutti si verranno trasferiti al di fuori dell'unità, tutti gli averi di quest'ultima verranno venduti e trasferiti alla nuova unità familiare. Ragazzi, che dite? Ce ne andiamo a vivere da loro? E poi ci compriamo una nuova casa? Non lo so, credo di fare così. Perché sì, è l'unico modo. Perché nella nostra casa non ci entriamo tutti. Magari la loro è un po' più grande. Quindi vediamo di spostarci. Hanno $20.000 di fondo, scusate. E andiamo. È una decisione da prendere. Al momento la famiglia non ha una casa. Vuoi farla trasferire subito o più tardi? Trasferisci subito. Ecco, dobbiamo comprare una casa nuova con questi $20.000. E una casa nuova la possiamo comprare, vediamo un po', con $20.000. Vediamo un po' questa, quanto costa? 25.000, 75.000. Il covo sassoso 13.000. Ammobiliata, demolisci il lotto. Ecco, ci serve una casa adatta
Per esempio un letto e un bagno, un letto e un bagno. Ragazzi, con 20.000 dollari fare stare 4 persone è davvero molto difficile. Quindi io intanto comprerei un lotto. Per esempio, no, polverone no. Cambierei anche io sezione. Non possiamo provare a cambiare, andare da qualche altra parte? Costano tanto le case qui. Vediamo qua. Ragazzi, niente, mi sa che dobbiamo provare con questi soldi per esempio il covo sassoso lo possiamo demolire. Ok. E andare a vivere qui. Vai. Allora ragazzi, ci aspetta una nuova fase di costruzione. Abbiamo 20.000 dollari e qualcosa. Forse abbiamo perso qualche soldo per la demolizione del lotto. Però dobbiamo creare una casa fatta apposta per noi. E poi appena avremo diciamo la possibilità finanziaria, andremo a vivere insieme. Quindi abbiamo 4 sim adesso. Dobbiamo sicuramente mantenerli tutti. E quindi, allora, costruiamo. Facciamo questa bella casa. Allora, perderemo un bel po' di tempo, Vediamo un po'. Il covo sassoso è stato ripulito, quindi io metterei intanto dei muri, per esempio d'entrata. Ecco, farei una casa molto particolare, ragazzi. Questo cos'è? Rotondo piano. Vediamo che cos'è. Vediamo. Che cos'è sta cosa? No, niente. Torniamo indietro. Allora, fondamenta. Dove sono? Per esempio, metterei delle fondamenta. Ah, ok, forse i muri vengono messi in automatico con le fondamenta, mi sembra, vero? Vediamo un po'. Ah, ecco, infatti. Allora. Non parlerò molto, ragazzi, mi dovrò concentrare, quindi vedete un pochettino, gli appassionati di questa sezione dell'editor potranno guardare tranquillamente. Mi devo fare venire qualche idea. Allora, voglio fare una cosa del genere io. Vorrei mettere una specie di davanzale iniziale, tipo per... come si fa? Tipo stanza, rotondo piatto. Eccolo. No, triangolare però. Terrazzo ottagonale. No. Terrazzo quadrato. No, in diagonale, deve essere dritto. Così. Ok, però un pochettino più alto, Ecco, così va meglio. Scusate ragazzi se non parlo, ma mi voglio concentrare. Voi, se sicuramente volete vedere la costruzione della casa, potete guardarvi il video, altrimenti andate avanti. Io non ho in mente niente, sto... come quando avete per esempio un quadro bianco e tentate di dipingere qualcosa, Sto tentando di fare del mio meglio. Appena avremo più soldi ingrandiremo la casa, come si faceva? Io vorrei costruire tutto a questa altezza, un po' sopraelevato, tipo le fondamenta abbastanza alte, però vorrei costruire i pavimenti a questo livello, vedete ragazzi, un po' a questo livello qua, non a livello del terreno. Per esempio vorrei salire un po', ecco, vediamo se si può fare. Tipo vorrei fare i pavimenti.
Aspettate, per stanza, per stanza, tipo, no, per piastrella. Tipo, io non li vorrei fare così bassi, qua vedete a livello del terreno. Li vorrei fare un po' più alti. Tipo, come si può fare? Per esempio, ecco, come si fa appunto? Io non li voglio fare a livello del terreno, ma li voglio fare a livello delle fondamenta, se si può fare. Perché altrimenti è inutile fare questa specie di balconcino. Ecco qua, forse qua. Ecco, vedete, possiamo costruire solo qua sopra, in alto, vedete? O forse no. Vediamo un po'. Ecco, io voglio costruirle appunto a livello... No. Ah, forse l'ho trovato, ragazzi, eh. Forse l'ho trovato. Forse ci siamo. Forse, ragazzi, ci siamo. Bene, bene, bene. Scusate, ma io non sono molto pratico. Sto imparando, come voi. Allora, un cancellino. Piccolino, così. No, più... Vediamo di prenderlo. Ecco, così. Perfetto. Qui chiudiamo. Facciamo così. Perfetto. Chiudiamo, per esempio. No, no. Dobbiamo chiudere così, aspettate, per esempio dobbiamo chiudere in questa maniera, ecco. E qua mettere un cancellino magari più piccolo per entrare in casa, tipo un cancello un po' diverso, come per esempio questo. Anzi, mettiamoli uguali, quanto costano? No, troppo, 225 è troppo per questo. Prendiamolo un po' più piccolo. Vediamo. Va bene, così. Ok. Adesso vediamo di tirare un muro qua così. Speriamo ci bastino i soldi. Allora, facciamo un bagno per tutti. Un unico bagno per tutti qua. No, abbastanza grande. Un unico bagno per tutti messo così. Poi mettiamo qui di fianco la nostra camera da letto. Ci entrano i letti, vero? Messo qua, vediamo se ci entra. Camera da letto. Ci entra, vero? Vediamo. Perfetto. Camera da letto. Camera da letto del bambino e dell'altra signora. Con due lettini, uno messo qua e uno messo qua. E qua cucina, salotto, studio. Poi lo creeremo espandendo un po' tutto. Allora, io creerei un arredamento un pochettino classico, antico, mettendo dei pavimenti in legno antico per questa parte di vita regolare quotidiana. Nella stanza dei due signori, del bambino e della signora metterei un legno un po' più soft, come per esempio un legno bianco, una pavimentazione diversa. E nella nostra metterei un legno un po' più lavorato e pregiato. Nel bagno metteremo solo delle mattonelle in, vediamo un po', in bianco così. Perfetto. Per quanto riguarda la colorazione dei muri, ragazzi, i motivi per i muri saranno nella nostra stanza metteremo un bianco, perché ci sta marrone e bianco, credo. Vediamo se ci sta un bianco, eccolo qua, espressioni pure. Facciamo per stanza.
Perfetto, ci sta, credo che ci sta, oppure no. Esprimete la vostra opinione, così magari cambiamo. In questa zona metteremo proviamo, vediamo se ci sta, ecco, un colore del genere, un arancione. E qui, visto che abbiamo messo un bianco, possiamo mettere anche no, azzurro no, questo qui. Perfetto. Ora che ci penso, veniva anche più bella così la casa. Ecco, forse possiamo farla così, guardate che bella. Sì, facciamola così. Nel bagno metteremo delle semplici colorazioni in blu. Blu vanno bene? No, mettiamo bianco. Ok. La casa l'abbiamo ridipinta. Adesso, visto che vi piace tanto l'esterno, dipingiamo anche l'esterno in pietra. Così. Mettiamo anche delle mattonelle in pietra. Perfetto. Delle porte. E adesso, ragazzi, le luci. Intanto abbassiamo un po' i nostri letti. Un bel letto di 12.000. No, quale 12.000? 2.000, eccolo qua. Azzurro no, lo prendiamo marrone, così. Ci mettiamo anche dei comodini pregiati, come questo. Uno. Va bene. Ci mettiamo... prima le cose essenziali, poi i letti per i nostri amici. Discreti, non tanto pessimi. 1 e 2. Delle luci da stanza a muro. Così. Perfetto. Il bagno. Ok. 1. Mettiamo anche una vasca a doccia. Eccola qua. Ci mettiamo anche un tappetino. E sicuramente anche un lavandino. Perfetto. Per quanto riguarda la stanza da pranzo, vorrei fare un bel tavolo in mezzo, abbastanza grande, eccolo, con le sedie giuste e indispensabili per noi, quindi 4. E poi mettere il frigo. Frigorifero d'epoca no, mettiamo questo, che sembra adatto. Diversi banconi. Eccoli qua. 1, 2, 3 e 4. Gli aggiungiamo anche una bella macchina del caffè, qualità bevanda, la macchina del caffè Forza Mela. Addirittura la fabbrica di cupcake. Mettiamola qua. Mettiamo anche la cucina. Uno lo leviamo. Anzi, leviamo questo. Una bella cucina, ragazzi. Questa qui, perfetto. Cucini tu Pro. E ragazzi, la casa è sistemata. Bene, siamo arrivati alla costruzione definitiva della casa, definitiva temporanea. In seguito vedremo un pochettino di cambiarla. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo nel prossimo gameplay, nella nuova casa, insieme ai nostri nuovi sim da gestire per nuove avventure. Vi ricordo la pagina Twitter che troverete nel link in descrizione. Ciao a tutti!